Io ho sempre sognato un prosecco che possa essere generale, con scritto semplicemente prosecco superior, cioè superiore. Un sogno che però attualmente ha i contorni da incubo, stando a quanto non sta accadendo al Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene. Ieri l'ennesimo consiglio di amministrazione spaccato a metà, da una parte la maggioranza dei produttori, dall'altra la minoranza degli imbottigliatori, ovvero le cantine sociali. In mezzo il potere decisionale di nuovo consiglio e soprattutto nuovo presidente, continuamente congelati da pareri e interpretazioni su statuto e rappresentanze. E anche ieri di fatto non si è venuti a capo di nulla, se non di un nuovo parere, questa volta dal Ministero, a cui verrà inviata tutta la documentazione, nella speranza di un giudizio salomonico e soprattutto definitivo sulla variazione dello statuto. Per le cantine da fare prima delle nuove elezioni, per i produttori solo dopo aver stabilito una nuova dirigenza. E con la situazione politica di Roma, con tanto di ministro dell'agricoltura da rinominare, il rischio di slittamento di tempi e decisioni è più che un'ipotesi. Ecco perché martedì prossimo, con la nuova riunione del Consiglio di amministrazione, nella quindicina di punti all'ordine del giorno ci sarebbe comunque la data delle elezioni con gli attuali equilibri, per una dirigenza pronta però a dimettersi quando arriverà la risposta dal Ministero. Tutto questo mentre il mondo del Prosecco va avanti, con il timone economico sempre più in mano alla DOC, mentre dalla regione i segnali per tutti sono di unità nelle diversità. Forse un consorzio unico, però specificando le diversità, può essere a livello di marketing internazionale, attenzione, un qualcosa in più.